conoscevo, come dice il Signore, è una tragedia grande, lo so. Persone gentili, perché... E ci chiediamo il perché ecco, è successo. Bravissime, per me bravissime, dopo Lo seguo benissimo, benissimo, eravamo anche amici con la ragazza e anche con la mamma. Che persone erano? Persone a posto, secondo me, dopo. È un paese sconvolto, Stanghella, profondamente provato dalla tragedia che ieri è costata la vita ad Anita Bertazzo e a sua figlia Pamela Breseghello. Una tragedia senza ancora un perché. Va chiarita, infatti, la dinamica dell'incidente. Ieri sera, intanto, una veglia di preghiera promossa dal parroco di Stanghella, Don Francesco Lucchini, mentre sono stati fissati per sabato alle 16 i funerali di mamma e figlia. Un fatto così non può essere commentato solamente con le parole di circostanza o che escono quando appunto succedono fatti del genere, ma per noi cristiani è importante anche così fare un po' di silenzio, raccoglierci, lasciare che parli il cuore attraverso così il balsamo della preghiera. Due donne attive con le figlie di Pamela che, nonostante vivessero a Solesino, frequentavano la parrocchia di Stanghella, un dolore immenso. Ogni persona è importante per la comunità e sicuramente Pamela e Anita lo erano per questa comunità, per questo paese, perché lo vivevano in modo pieno, in modo particolare Pamela, che era molto coinvolta nella crescita delle sue bambine, quindi con l'attività della scuola, del catechismo, con altre proposte formative rivolte appunto alle sue bambine e che lei insieme a Francesco condividevano in modo pieno. I parenti ora sono chiusi nel dolore di una famiglia che perde una mamma e una nonna. Chi è più colpito dal dolore, che non si riesce neanche a definire, è il marito e le sue bambine, anche se queste, ecco, per la consapevolezza che possono avere in questo momento, ecco, è un po' diversa la cosa, sicuramente saranno aiutate a comprendere quello che è successo e quindi ecco, il dialogo col marito è stato sicuramente delicato, sensibile e necessario però.